benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Cerreto Laziale, nella città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio. Cerreto Laziale si trova a 521 metri sul livello del mare, ai piedi dei Monti Ruffi, e conta 1080 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Cerreto Laziale. E con il sindaco Gina Panci iniziamo il nostro itinerario. Ci presenti Cerreto Laziale. Cerreto Laziale è un piccolo borgo posto all'interno della Valle del Giovenzano, nella più ampia valle dell'Aniene, su 521 metri sul livello del mare. È un comune in cui abitano 1080 persone che coprono tutte le tre età. La nostra forza sostanzialmente è la vicinanza con Roma, siamo a 50 km da Roma, a 15 km da Tivoli. Le attività lavorative si svolgono soprattutto tra Tivoli e Roma, a prescindere dalle attività che abbiamo poi sul territorio, e godiamo di ottimi collegamenti. Questo ha garantito che le famiglie continuassero a vivere a Cerreto Laziale, potendo godere sia dei servizi che il comune offriva sia delle opportunità lavorative. Parliamo del centro storico, questo centro storico che si sviluppa intorno alla torre, che è un po' il vanto, no, degli abitanti di Cerreto. Sì, nel comune di Cerreto Laziale c'è la torre medievale, di cui noi siamo molto orgogliosi, che peraltro è in corso di ristrutturazione, perché vogliamo dare visibilità soprattutto alla parte superiore, che ha una vista panoramica invidiabile e ci consente di vedere tutta la valle. Il rapporto con la montagna, perché è un paese montano. I Monti Ruffi sono il nostro gioiello, sono frequentati da tutte le persone che amano la natura, da tutte le persone che amano camminare, dagli escursionisti, organizzato attraverso una sentieristica che noi vorremmo anche modernizzare per dare maggior servizio. Poi avete sempre più spazi all'interno del centro storico, ho visto anche uno spazio per i bambini ben attrezzato. Sui bambini puntiamo molto perché sono il nostro futuro. Abbiamo deciso di investire una parte delle somme dei finanziamenti che ci arrivano sul parco giochi, che è totalmente messo in sicurezza e fruibile a tutte le età fino ai 14 anni. La piazza, che è un vero salotto, e specialmente in estate ci si ritrova tutti lì. La piazza è il centro della socialità del nostro comune. Noi abbiamo proprio l'abitudine di uscire, soprattutto nei pomeriggi, nelle serate estive, per recarci alla piazza, il cui nome per toponomastica è Piazza Guglielmo Marconi, ma in realtà noi amiamo affettivamente chiamarla la Piazza Eglitori. Cerreto è conosciutissimo per la Piazza Eglitori, peraltro un comune collinare come lo sono i comuni limitrofi, in cui è possibile trovare una piazza così grande e pianeggiante. C'è da dire che negli ultimi tempi si sta sviluppando anche per l'offerta turistica, perché abbiamo un agriturismo, abbiamo un B&B, quindi anche questo è un valore aggiunto. Quando parlavo dei servizi che il comune di Cerreto offre mi riferivo proprio a questo, perché paradossalmente non ci sarà un centro commerciale, ma noi abbiamo un bed and breakfast, abbiamo 2 bar, un pub, una pizzeria, un agriturismo come lei ha detto, le parrucchiere, i superalimentari, il fisioterapista, abbiamo ogni servizio di cui il cittadino ha bisogno, da quelli essenziali a quelli meno essenziali.
Ma che cos'è Cerreto Laziale per lei? Io sono nata a Cerreto Laziale, ci ho vissuto, ci ho passato la mia infanzia, per cui Cerreto Laziale è casa mia, sono i miei ricordi. Oggi da sindaco lo sento ancora più fortemente questo sentimento, perché mi piace prendermi cura del comune di Cerreto Laziale, mi piace avere cura dei particolari, il centro storico, le piazzette, anche questo luogo che è stato rifatto, è stato reso fruibile alla popolazione, mi fa sentire bene, mi fa sentire di aver dato un'opportunità alle generazioni future e soprattutto mi fa sentire di aver curato il luogo dove io sono vissuta e dove penso di continuare a vivere. Vogliamo fare un invito, a questo punto però l'invito lo dobbiamo fare a venire qui a Cerreto, visitare Cerreto, però visitare anche i 31 comuni della Comunità Montana dell'Aniene, visto che lei è anche commissario della Comunità Montana. Sì, assolutamente, l'invito è a venire a Cerreto, l'invito è a venire a visitare tutti i 31 comuni della Valle dell'Aniene che meritano per le loro bellezze, dalla natura ai monumenti. Venite a visitare i 31 comuni della Valle dell'Aniene, noi siamo qui per accogliervi con tutte le nostre strutture. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco di Cerreto Laziale. E in questo momento ci troviamo all'interno della parrocchiale di Santa Maria Assunta e con il parroco Don Timothy Muangionde andiamo a presentare la comunità cristiana di Cerreto Laziale. La comunità cristiana di Cerreto Laziale è una comunità che segue tanto due figure importanti della Chiesa. La prima cosa, Madonna delle Grazie, e poi Maria Assunta in cielo. Per questo la Chiesa è dedicata a Maria Assunta, che celebriamo la festa il 15 agosto. E poi abbiamo un'altra festa importante, Madonna delle Grazie, che celebriamo la seconda domenica di settembre. E abbiamo un'altra del patrono San Sebastiano il 20 di gennaio, ma dipende dal giorno, perché di solito celebriamo la domenica dopo il 20, a volte anche prima il 20, perché il 20 qualche volta cade in mezzo alla settimana, la gente va al lavoro, quindi spostiamo alla domenica. E poi per San Sebastiano abbiamo due feste, la prima festa del patrono e il secondo del combattente, che celebriamo a maggio. La bellezza di questa chiesa che una volta usciti poi si è subito nella piazza principale del paese. Sì, e quella è una cosa importante, anche è facilissimo per anche gli anziani venire a partecipare alle Sante Messe. Ecco, da tante parrocchie che sono stato, ho visto la differenza. A Cerreto partecipano tante alle Sante Messe. Quindi questo facilita perché non è tanto in alto, però fa tanti gli anziani di venire a partecipare alla Santa Messa. A Cerreto sono anche molto legati alla chiesa poi di San Sebastiano. Di San Sebastiano, sì. A San Sebastiano abbiamo una bellissima statua del santo, poi affreschi e un bellissimo crocifisso. Sì, quello crocifisso è una cosa che anche tanta gente amano tanto vedere, come si vede quando entra, quello fa pensare proprio alla vita di Cristo quando entriamo, diciamo, in quella Santa Chiesa. Anche collegando con la vita di San Sebastiano, un soldato dopo ha rinunciato a tutto, è diventato santo, quindi ha deciso di seguire la vita di Cristo sofferente che ha sofferto sulla croce. Ecco una cosa bellezza che abbiamo qui a Cerreto Laziale. Da
dove arriva lei? Io vengo dalla Tanzania, sono venuto qua per studi e mentre studiavo e lavoravo in parrocchia e dopo i miei studi il mio vescovo Mauro Pamegiani mi ha nominato di essere parroco di questa parrocchia della Santa Maria Assunta. In conclusione, parroco, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il mio messaggio è che la ricchezza che ce l'abbiamo sulla Madonna e San Sebastiano deve essere una scuola per noi, per la vita cristiana, che dobbiamo imparare prima di tutto alla Madonna l'umiltà e la pace e la gioia verso di noi per completare il nostro desiderio verso il cielo. E prepariamoci in festa che stanno arrivando in questi giorni. Grazie parroco, noi continuiamo il nostro itinerario, ci spostiamo di poco, raggiungiamo un ristorante qui di Cerreto Laziale per scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Con Rita Salvati e Domenico Botticelli andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Cerreto Laziale. Iniziamo con Rita, tra l'altro questi sono tutti piatti suoi, ricette che proprio ha creato nel corso degli anni. Iniziamo allora dagli antipasti. L'antipasto è formato da un cannoli di pasta sfoglia ripieni di tonno, e patate e maionese e capperi. Poi abbiamo la ricotta fritta fatta con limone grattato e zucchero. Gli arrosticini di pollo marinati nel limone. Poi fiocchetti di pasta sfoglia con champignon e speck e l'uova di quaglia. Vedo anche dei salamini, no? I salamini, quello di fegato e il salamino col vino. Poi abbiamo pizzarelle alle scannurozze che sarebbero un battuto di verdure con guanciale, funghi porcini e scaglie di pecorino. Che questo è collegato poi all'antica falegnameria. Antica falegnameria, perché questa era un'antica falegnameria. I trucioli erano chiamate scannurozze in cerretano. E così abbiamo chiamato alle scannurozze. C'è da dire che qui le pizzarelle, che poi è il piatto tradizionale, lo È condite costituito da pasta di farina di grano duro e grano tenero e una parte di farina di mais. e vengono fatte con il sugo anche Il sugo con le pomodoro. che viene al pistacchio, le facciamo anche alla Cesare, che sarebbero con provola e olive nere e origano. Quindi ci sono vari modi. Poi abbiamo anche i formaggi qui sul Il formaggio e il territorio. pecorino locale e con marmellata di corniolo la faccio io. Corniolo che è una pianta molto antica che non esiste neanche più nei boschi. Invece gli gnocchi fatti sempre da me con asparagi e paghino e basilico, sempre con un po' di peperoncino. E poi abbiamo i secondi. Poi abbiamo il filetto di manzo alla lucilla, sarebbe con pistacchi e marsala. Abbiamo qui invece la scottona con vodka e pepe rosa e l'abbacchio con tutti gli odori, rosmarino o alloro e salvia. E poi un dolce particolare. Il dolce è fatto con il zabbaglione, diciamo, con la meringa sempre fatta da me. E come è chiamato? Un nome È Magnificum. perfetto. E qui vediamo ancora le Le marmellate. marmellate di more, di corniolo e di prugne. E abbiamo anche altri I dolcetti, dolci, no? dolce alla cannella, il vino bianco e dolce alle nocciole. E con Domenico Botticelli andiamo a presentare le altre tipicità, perché questo è un territorio anche ricco di tartufi, no? Dunque, questo è un territorio ricco di tartufi e come i tartufi tutte le specialità che noi stiamo tirando fuori per valorizzare il territorio e valorizzare di conseguenza anche il nostro ristorante, bisogna cercarli, perché il tartufo è un prodotto che si nasconde e anche le tipicità del territorio sono nascoste. Quindi la nostra, diciamo, missione, chiamiamola così, forse una parola un po' esagerata, il nostro impegno è di cercare di valorizzare ciò che il territorio ci dà. Abbiamo i vini
Per questo c'è una consortile denominata Terre di Pregio. Terre di Pregio significa Monti Prenestini e Valle del Giovenzano. La nostra valle è la Valle del Giovenzano. I vini nostri sono importanti perché dall'alta Valle del Sacco, no? Olevano, con la sua tipicità del cesanese, poi ci sono l'ottonese, sono antichi vitigni. Consideriamo Olevano e tutta la alta Valle del Sacco, San Vito Romano, Bellegra, facente parte del nostro territorio. Abbiamo anche un laboratorio importante, Salvati, sempre il forno Salvati, che fa pasta per celiaci, quindi anche noi siamo attrezzati per risolvere i problemi alimentari di questa categoria. Dopo una vita nella grande città avete scelto di tornare nel piccolo borgo? In particolare mia moglie è nativa di questo paese, io sono nato e cresciuto a Via del Mortario, che è una traversa di Via del Tritone, al centro proprio di Roma, andavo a Via del Lavatura a scuola, quindi quando ho scoperto questo paese tanti anni fa mi sono innamorato e mia moglie, che era a Roma perché lavorava a Roma, perché era la grande opportunità a Roma, è tornata anche lei a questo paese. Ovviamente la città sta qui vicino e quindi ci andiamo e viviamo la città di Roma come nostra città, insomma. A questo punto chiudiamo con l'invito a venire qui a Cerreto Laziale. Sì, perché solo in questi piccoli paesi dove ci sono le tradizioni che sono conservate è possibile creare delle situazioni e degli ambienti di convivio che creano un'unione, per cui i clienti che vengono a trovarci saranno riconosciuti e si troveranno come quando noi andavamo nei nostri paesi a trovare i nostri parenti. Quindi questa situazione e questa atmosfera che sentiamo di dare. Grazie a Domenico Botticelli, grazie a Rita. Tra l'altro c'è l'agosto di Cerreto Laziale che è molto ricco di manifestazioni, ma noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle curiosità di Cerreto Laziale in provincia di Roma. Adesso siamo nel cuore del centro storico di Cerreto Laziale con Daniele Botticelli, che è il consigliere delegato alla cultura e alla scuola. C'è anche tanta storia a Cerreto, molto interessante la storia della gatta. Tra l'altro c'è anche una festa, no? C'è una festa che ricorda ogni 25 aprile un evento accaduto nel 1592 qui a Cerreto, quando una banda di briganti, un consistente gruppo di briganti, circa 300 briganti, attaccarono il paese. Briganti guidati da un famigerato capo brigante dell'epoca, l'abruzzese Marco Sciarra. Questi briganti chiesero il passaggio alle autorità cerretane, che però, temendo le rappresaglie pontificie che combattevano in quello stesso periodo il brigantaggio, negarono questo passaggio. Al che i briganti reagirono con una rappresaglia sanguinosa, attaccarono il paese uccidendo ben 45 persone e i superstiti cerretani invece si rinchiusero nella fortezza del paese. E da qui iniziò un assedio che si risolse con un espediente molto particolare, l'espediente della gatta, cioè loro presero una gatta, attaccarono alla coda dell'animale del materiale incendiario e lo lanciarono verso gli alloggi di questi briganti. Il povero animale chiaramente per il dolore iniziò a fuggire, appiccò il fuoco ai pagliericci su cui dormivano i briganti e quindi scoppiò un grandissimo incendio nel corso del quale molti briganti appunto morirono, altri uscirono fuori. I cerretani a quel punto, approfittando della confusione, uscirono fuori dalla fortezza e finirono il lavoro iniziato dalla gatta. Questo evento viene ricordato il 25 di aprile, che appunto è la data in cui avvenne questo fatto, con la cosiddetta festa della gatta, il cui clou, diciamo così, è costituito dal corteo storico, gli abiti, diciamo così, ricostruiti non d'epoca, ma che appunto riprendono le mode del tempo, cuciti da un gruppo di sarte del Teatro dell'Opera. Quindi un evento sicuramente molto interessante, molto bello e caratteristico a cui assistere. Lei parlava della fortezza e oggi c'è la torre, che poi è una torre benedettina, no? Esattamente, la torre che svetta adesso sul centro storico è una torre che risale alla fine del 300. Fu voluta dall'abate di Subiaco Tommaso da Celano, perché Cerreto faceva parte dei possedimenti appunto dell'abbazia Sublacense, e questa torre costruita appunto sul luogo di un preesistente castello sempre voluto dai benedettini e risalente già alla metà dell'XI secolo.
Prima abbiamo incontrato il parroco. Da visitare a Cerreto c'è senz'altro la chiesa di San Sebastiano, ma anche la parrocchiale, però nella chiesa di San Sebastiano ci sono degli importanti affreschi. Sì, sono degli affreschi risalenti alla prima metà del Cinquecento, in uno stile in realtà un po' più retro, diciamo così, stile quattrocentesco. Rappresentano dei santi legati alla taumaturgia, c'è innanzitutto San Sebastiano che è legato alla curazione della peste, ma insomma altri santi che hanno questa stessa particolare funzione. Tra le manifestazioni più importanti c'è senz'altro la Sagra delle Pizzarelle. Sì, è una sagra che si svolge da oltre 40 anni ed è la sagra dedicata alle pizzarelle, che sono il piatto tipico del paese. Si svolge sempre a settembre perché è il mese delle feste, diciamo, a Cerreto, il fine settimana successivo alla Domenica della Madonna delle Grazie, che invece è la principale festa religiosa. Che cos'è Cerreto Laziale per lei? Cerreto Laziale per me è un luogo legato all'infanzia, alla giovinezza e adesso all'età adulta. Insomma, eventi importanti della mia vita sono un po' legati a questo paese, quindi è un paese nel quale sto bene, si vive bene e ho trovato insomma una mia forma di equilibrio. Grazie a Daniele Botticelli, e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Cerreto Laziale. E ci siamo svegliati di notte, siamo qui nel forno Salvati, datato 1950, uno dei forni più antichi dell'intera Valle dell'Aniene. Siamo con il fornaio Carlo Abbondanza, abbiamo seguito le varie fasi. Vediamo un po', quando è iniziato questo tuo lavoro, quando si è avvicinato a questo lavoro? Quando ho cominciato io, circa una trentina di anni fa. Vediamo la preparazione, è un lavoro Quasi prettamente manuale. C'è solo l'impastatrice, poi quando è finita la lavorazione con l'impastatrice si tira fuori l'impasto a mano, si poggia sopra il bancone e si fanno i pezzi. O la pagnotta, o il filone, o pagnottina, o filoncino. Ma qual è la caratteristica del pane di Cerreto Laziale? Un pane che vogliono in tanti. Perché è fatto naturalmente, pochi ingredienti, lievito madre, acqua, sale e farina. Poi cotto al forno a legna. Prima era riscaldato dalle fascine. Da parecchi anni le fascine sono state sostituite dalle bucce di nocciole che vengono prese prettamente dalla zona viterbese. E poi voi qui, oltre che il pane, comunque confezionate Facciamo anche il pane, dolci. la pizza, i dolci secchi, poi abbiamo il laboratorio di pasta, sia fresca che secca. Poi abbiamo anche due tipi di laboratorio, uno specifico per le celiaci, senza glutine, proprio apposta per queste tipologie di persone. Qual è il consiglio che dà a una persona, a un giovane che inizia con questo lavoro? Il consiglio è sacrificio e passione. Se non c'è passione non si può lavorare in questo ambito. Che cos'è per te Cerreto Laziale? È tutta la mia vita, in pratica.
Tra l'altro qui il pane si può prendere direttamente al forno, no? sia al forno che ai negozi. Cerreto Laziale vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Buone passeggiate a Cerreto Laziale e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!